arrivas. Qui alla mia sinistra puoi notare una collezione di carciofi tipica. Pensa che qua su sta pezzo di stradina siamo passati col camper. Bello, 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 bello Italia. Abbiamo sto sceretto qua che non capiamo cosa vuole fare, se da mezz'ora che sei qua. Boh, no, non riusciamo a capire cosa che hai in tensione. Vabbè, passa, va, che il nonno qua pensa che non che passi. Buon, l'ingresso l'abbiamo trovato, adesso, va che bello. Bello, bello, bello. Adesso vedo di passarti nella Sony e andiamo dietro all'agriturismo, che ci sono gli ovini, gli equini, i bovini, tutti gli animali che finiscono con ini. I suini no. Ara gli occhi, Fabio, guarda che occhi, che occhi, guarda che roba, pepe. Però ragazzo, stai molto attento qua per come guidano, perché non è che non c'è rispetto per il pedone, cioè il pedone è un fastidio, è un po' come un insetto da andargli addosso che è in mezzo alle balle, hai capito? Quindi presta molta attenzione, appena te vedi una macchina buttati in il canale. Nel frattempo è arrivata anche Alessia di là, aspetta che scrivo le boasse per terra. Le boasse sono le cacche delle waki. Non so come raggiungere le pecore e i cavalli, perché devo fargli dei video da vicino, cioè ho fatto un pochino, ma panorama ragazzo, è detto da uno che un po' insomma la terra l'ha girata, cioè pensi tipo al lago di Balaton e vedi queste robe qua e dici ma vai in mona anche al lago di Balaton, insomma, ecco, guarda che robe, perché in questa specie di arginello trovi il ristorante dei gabbiani, no? Sì, è pieno, pieno dappertutto, guarda che roba, guarda chele di granchio. Esatto, perché loro vengono qua, si portano i granchietti, se li mangiano e dopo lasciano le chele. E il caffè in camper di Marco, sono sbicare? Sti che accento vicentino che ho ereditato. Sì, da qualcuno. Si è abbracciato, guarda. Hai visto il video di Andrea? Cosa? Ah, hai visto il video di Andrea? Adesso sta con l'audio. Stai anche con l'audio in doppio surround. Mettiti giù. Il giardino di oggi? È il consiglio? Penso che sia abbastanza. Si è apparecchiato, Sì. C'è Gino. Con manco 6 gradi e era preoccupato ieri sera che senza sale il gasolio. Bello dai. Sì, ma te andare dentro Andrea, no là? Perché nessuno è venuto a trovarmi. E per forza fa freddo, manco 6 gradi qua si sta da Dio. Ma qua che bello così. A stare. Ciao. Ciao Ezza, però va dentro Siamo a casa perché qua avevamo l'accento più tipico. Murano, Venezia. E dopo a Venezia devo andare a Lido, fondamentalmente no, diciamo. Però ti sai che da qua dopo un'oretta. Ti ha capito Marco? Da Punta Sabbione 40 minuti. Imparo mie. Impara? E rifaccio Carlo, sempre gli angoli culturali, come era il discorso del Boccolo? Allora, so che quando avevo 5 aprile a Venezia, ogni uomo porta a casa la sua donna
il bocco. Il Ah. bocco sarebbe... Quindi no che fa il moco, il porta il È il bocco. bocco, è a B. Ah, qua B. Mona. È il B. bocco. Ah, Facciamo, a B de bocco. no, il moco, io. Non da moco. No, è da moco. Da moco. E quindi la tradizione è portare a casa alla donna una rosa, un boccolo di rosa. Ok, mentre quel che non ha donna e fa il moco. Sì, fom. Tu a pelle, prima istrugo tipo mocio. Zoe, vorresti mangiarti il fuffetto? Ma non si mangia il fuffetto! E niente, lei vorrebbe mangiarsi il fuffetto? Tra le squimese di Alessia qua che è passata a trovarci. Italia ringrazia Fabio perché adesso nella puntina aggiungiamo la fontanella dell'acqua, eccola lì, a destra della casa gialla. Grande Fabio, grazie Fabio. È pisciata di Zoe. Grazie Zoe, l'ho scoperta la Zoe. Cacchio, io sono venuto qua con 200 kg di acqua per farmi la doccia, porca troia, era qua, perfetto cacchio, perfetto. Io ho una mappa personale dei rubinetti dell'acqua che non hai neanche idea. finire a rompere i coglioni con sto trono in cima alla testa. Anche se casino di sta piazza qua, non si riesce neanche a fare una penica. Ah, non so mia mia. Cara l'Italia, c'è il buio pesto, ma occhio, attacco i fari, tac, c'è meno buio pesto. Allora, siccome hai visto com'era la stradina stretta, qua in previsione delle belle botte di pioggia, ho detto ragazzi è cosa più intelligente che andiamo piuttosto appunto a Sabbioni, abbiamo vista mare, ceniamo lì e stiamo lì che stiamo da Dio. Tutti hanno firmato l'agreement e adesso andiamo lì. Buon, passata la strettoia, faceva il suo senso diciamo guidare in queste stradine, no? Proprio a filo, sia a destra che a sinistra. Adesso no, è un mezzo metro più larga, quindi diciamo ci si sta, è una corsia stretta ma ci si sta. Dai, guarda, ti hanno messo anche tutti i ghirigori, carta rifrangenti per non finire giù nel canale, dai, ci sta, sì, la laguna, cos'è là? Ah, i volatili, i pennuti, erano due Iron che si sono levati in volo al passaggio del pullman. Magari aspettiamo se la vostra toia lì, che non so come ci parla, cioè adesso mi... Oro. Guarda Italia, guarda, già che atmosfere tipiche con i lampioni arancioni che tu invece in Pro vedrai tipo sul giallognolo verde e le barchette parcheggiate, perché qua i barchetta, non ha macchina, guarda. Abbiamo anche passato il Forte Vecchio, ti consiglio di andarti a vedere la puntina, scrivi Forte Vecchio puntine su YouTube, e l'altro era il Singano che è andato a esplorarlo di notte, col CP però ovviamente, sì, insomma, guardi al corpo. Sì, CP, sì, siamo arrivati, vedi? E qua abbiamo la nostra vista mare, vedi? Dopo quegli scogli là, che vedi? C'è il mare, c'è proprio subito mare, non c'è spiaggia, non c'è niente. Questa è appunto a Sabbioni. L'hai vista probabilmente nelle puntate delle Iene dove spiegavano il Mose, no? Che l'abbiamo appena passato, non te l'ho neanche filmato, però probabilmente l'ho visto in qualche vecchia puntina. Marco, piano, sta a buttare su il Mose che il costa schei, eh? Cavolo che romantici che siete là però, ragazzi. Ciao mister, piacere. Ciao Marco. Ciao. Aspetta. Guarda qua che avevamo un twin dall'oscurità, ti vedi, no? Non ti vedi? Sei un tu mimetico, sì, io devo filmare a roba dei piccionzini qua. Lemmy! Ehi! Ocio! E Bachetto? Eh sì, questa vedi è la zona tipica,
Adesso passiamo noi a Vannoia, dove vengono le coppiette a infrattarsi. Sì, ma che c'è un bambino in fianco. Ma non è una parolaccia? Vuol dire andare dentro al bosco? Esplorare? Se Marco non capisce niente. Le fratte. Marco, fai cultura, dai! Sì, andiamo a rivedere il censimento dei teenager che lasciano i loro nomi delle coppie, no? Ti ricordi le puntate vecchie? Emi, qui. E scherziamo? Vedi cosa significa cane pericoloso? Solito discorso che si mette in pericoli. Bello però, eh? In vista del brutto tempo che sta arrivando, Cosa? è un'onda da barche anomala. queste. Sì, Onde da barche? Sì. ha un po' da mare mosso come Da fa? mare mosso penso un cammino. Sì. Sono troppo costanti. Sì. Un aereo, ma quel fumo cos'è? Aspetta, lo sto inquadrando almeno. I fari dell'aereo? Sì, ma aveva passato... Ah, perché ci sono le nuvole, adesso non lo vedi più. Ah. Misteri della scienza. Marco, meglio di notte, sai? Dopo le ultime 2 cadute di oggi, non so. Rischio. Rischi lo stesso. Sì, tutti pesca, fai, briga, si picca controlla. Come per Super Mario? Guarda su. Vai. Passo Come era la musichetta di Super Mario? o senza? No, non era quella. Quella era Tetris. Io un altro camper. Guarda che simpatica vista Italia, praticamente niente, c'è il mare, le luci dei fari eccetera, però vedi, siccome intanto andiamo a cena da Marco, no? Casa del Marco qua, siccome però c'è anche abbastanza vento fuori, no? Poi verrà sul freddo, vabbè, quello è relativo, e inizierà a piovere in teoria. Io metterei già gli oscuranti adesso, sì, tanto per vedere la vista esco fuori. Vedi, purtroppo questo è il contro degli oscuranti esterni. Ci voleva, ecco, vedi, se io fossi miliardario, no? Nel mio camper da skate, da miliardario, avrei gli oscuranti, no? Tipo elettrici, che vengono giù tipo le tapparelle e sotto si agganzano, quando vengono giù, si agganzano, intanto vengono giù con una sorta di binario, quindi sono belli sicuri, robusti, eccetera. E poi si agganzano all'altro binario sotto, quindi è un apri, chiudi, quindi assolutamente zero spifferi in nessun lato, ok? E in qualsiasi evenienza tu li apri e li chiudi. Che sarebbe a brevettare sta roba? Io avrei tante cose intelligenti da brevettare, solo che o sei sicuro che sfondano, altrimenti il costo per il brevetto, adesso non mi ricordo il preciso quant'è, però mi ero informato quella volta, insomma è abbastanza altino, cioè, non è che si parla di 10 euro, di 20 euro, si parlava di cifre molto superiori, quindi CP, noi geni senza skate, è così. Ecco, ho tarpato la bellezza di Pulmin, basta, è tutto chiuso, intabarato su. E la sera a casa di Marco si vede anche il mare, più o meno. Urco, no, guarda che il programma China in televisione, manca qui chi ha fatto pubblicità degli yogurt China in questo periodo qua, e mi ha tanti furbi, e lo che ha fatto anche un scienziato, forse il scienziato che ha fatto gli yogurt, ma qui da campagna pubblicitaria non è mica tanti scienziati. Eccolo. Oh, baby,